secondo appuntamento di questo percorso per raccontare insieme a voi qual è lo stato vegetativo della vite, come si sta comportando la vite, però in relazione a quello che è l'andamento stagionale. Allora, sappiamo che quest'anno abbiamo avuto una primavera estremamente piovosa e nello specifico, considerando i mesi di aprile, maggio e giugno, abbiamo superato i 500 mm di pioggia, quindi io credo che siamo quasi su un record storico di disponibilità idrica o di precipitazioni per questi primi 3 mesi vegetativi della vite. Ma parlando di piogge dobbiamo per forza anche relazionarci immediatamente a quello che sono le tipologie dei suoli, ed è per quello che in questo momento siamo su un suolo argilloso, su un suolo abbastanza pesante, su un suolo quindi che ha avuto grosse difficoltà a smaltire queste abbondanti precipitazioni dei 3 mesi che ricordavo prima. Un suolo quindi che sicuramente ha avuto una temperatura inferiore rispetto a quello che doveva essere, un suolo che per settimane intere è stato su livelli di alta umidità e di conseguenza un apparato radicale che ha sofferto dello stato in cui si trovava il suolo. Quali sono state le conseguenze nei casi in cui non ci sia stato un rapido smaltimento dell'acqua che era caduta o dell'acqua in eccesso? Innanzitutto una colorazione della vegetazione che potete vedere anche voi, ancora nonostante queste giornate, adesso questa settimana in cui le temperature sono aumentate, presenta ancora i sintomi di questo giallume, memoria della vite, nelle difficoltà che ha avuto la vite nell'assorbire gli elementi minerali, in particolar modo il ferro, in questa prima fase. Ma poi ancora evidente le conseguenze di questo stato un po' di sofferenza della pianta sono questi grappoli che vedete che hanno un acino molto più piccolo rispetto a quanto dovrebbe essere, proprio per un'attività vegetativa e un'attività fisiologica in difficoltà per i motivi che vi ho detto. Ricordiamoci sempre che la radice è l'organo forse più importante della pianta e se la radice soffre immediatamente tutto il resto della vegetazione, compreso anche il grappolo, è in sofferenza. Questa è una chiara dimostrazione di quello che vi sto dicendo e quindi conseguenze che poi si protrarranno fino alla raccolta, perché questo grappolo e questi acidi non potranno ormai raggiungere le dimensioni usuali. Per cui rapportiamo sempre, quando parliamo di acqua, rapportiamoci sempre alla tipologia di suolo. Ci sono dei suoli, e lo vedremo dopo, che hanno smaltito rapidamente queste precipitazioni senza conseguenze. Ci sono degli altri suoli, come questi suoi più pesanti, dove invece le conseguenze ci sono state. Suggerimento quindi, assolutamente questi suoli devono essere lavorati per facilitare lo sgrondo dell'acqua, devono essere inerbiti per consumare l'acqua in eccesso, e questa sicuramente è la strategia che bisognerà d'ora in poi adottare con maggior frequenza, proprio perché probabilmente primavere così piovose non saranno probabilmente usuali, abitudinarie, però potranno ripetersi con maggior frequenza. Bene, ci siamo spostati adesso a Col San Martino su una situazione pedologica totalmente diversa. Prima eravamo su un suolo difficile, pesante, con facilità di ristagno idrico, con un suolo freddo quindi che probabilmente non ha ancora raggiunto le temperature stagionali. A Col San Martino invece, dove abbiamo i suoli sottili, 20, 30, 40 cm di suolo, a cui segue poi il classico conglomerato più o meno cementato. Quindi un suolo che quest'anno non ha certamente sofferto il ristagno idrico, un suolo che comunque si è riscaldato in funzione della temperatura esterna, e gli effetti li vediamo immediatamente. Vedete, il grappolo è totalmente diverso rispetto al caso precedente, la colorazione della vegetazione è una colorazione normale, verde, quindi anche un'attività fisiologica della pianta migliore rispetto al caso precedente, per cui è interessante osservare come passare da un suolo con difficoltà di sgrondo ad un suolo invece che non presenta questi problemi, anche la vite immediatamente risponda, e pur avendo un vigneto di glera, probabilmente anche lo stesso portainnesto, vedete che bene o male anche l'età è uguale del vigneto, abbiamo 2 situazioni diverse. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando ci troviamo in condizioni di suolo più difficili dobbiamo anche mettere in atto tutte quelle tecniche agronomiche che devono cercare in tutti i modi di smaltire l'acqua in eccesso per far sì che l'apparato radicale non si trovi in condizioni di asfissia radicale.